Buongiorno, sono Antonio Berizzi, sono professore di ortopedia e traumatologia e sono il direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia OSA presso dell'azienda ospedaliera di Padova presso l'ospedale Sant'Antonio. La nostra unità operativa è composta da 11 medici e ci occupiamo di tutte le patologie ortopediche. All'interno dell'unità operativa le principali patologie che trattiamo sono tutte le patologie di ordine traumatologico che riguardano gli arti, per cui fratture dell'arto superiore e dell'arto inferiore, del cingolo scapolare e del bacino, e ci occupiamo poi di tutta la patologia osteoarticolare con l'esclusione delle patologie oncologiche che può interessare l'apparato locomotore. Principalmente i nostri punti dove lavoriamo di più in campo ortopedico sono la chirurgia ricostruttiva dell'anca, del ginocchio e la patologia traumatologica sportiva sempre del ginocchio. Per quanto riguarda la traumatologia, oltre alla traumatologia maggiore che riguarda i pazienti affetti da traumi ad alta energia, noi trattiamo tutta la patologia traumatologica degli arti cosiddetta minore. Sono tutte quelle fratture che coinvolgono gli arti superiori e inferiori nelle loro estremità. Quindi trattiamo fratture dell'omero prossimale, del gomito, del polso e delle fratture del collo del femore, del ginocchio e della caviglia. Molte di queste fratture vengono alla nostra attenzione attraverso il pronto soccorso, un pronto soccorso che è attivo tutti i giorni presso l'ospedale Sant'Antonio e nel fine settimana, il pomeriggio del sabato e la domenica, nel pronto soccorso centrale. La maggior parte di queste fratture vengono trattate come urgenze differite, per cui il paziente non viene ricoverato in acuto, ma viene rimandato a casa quando possibile e trattato poi in un regime di week surgery, per cui con dei ricoveri brevi programmati, e questo per migliorare il comfort del paziente, ridurre la sua permanenza all'interno della struttura ospedaliera quando possibile e migliorare in questo modo anche la rotazione e la possibilità di trattare più pazienti. Per quanto riguarda invece la patologia ortopedica elettiva, il nostro punto di maggiore attività è la chirurgia ortopedica ricostruttiva, che si occupa della ricostruzione delle articolazioni danneggiate da fenomeni artrosici o da esiti di traumatologia, per cui tutto quello che è il campo della chirurgia di sostituzione articolare protesica, che riguarda principalmente la protesica di spalla, che permette di ridare un movimento alla spalla attraverso l'applicazione di protesi articolari, il grosso capitolo della chirurgia protesica di anca, che effettuiamo con metodiche mini-invasive, per cui con degli accessi anteriori che tendono a risparmiare il più possibile la muscolatura motrice dell'anca e questo facilita un recupero precoce della motilità e funzione da parte dei pazienti. Per quanto riguarda sempre la patologia mini-invasiva dell'anca, gli interventi vengono eseguiti in regime elettivo e di solito la permanenza nell'unità operativa è di circa 5-7 giorni. 5-7 giorni in cui il paziente riprende le sue abituali funzioni, per cui impara a alzarsi dal letto, a camminare, a svolgere le principali attività quotidiane che lo possono rendere autonomo nella propria gestione. Altro grosso capitolo e altra patologia che trattiamo in maniera intensiva è la patologia degenerativa del ginocchio e in questo caso qui vengono utilizzate delle protesi articolari del ginocchio che applichiamo ancora con tecnologia standard, ma che ci permettono, limitando il dolore e ridando una buona funzione di flessione e di estensione dell'articolazione, di ridare una buona qualità di vita ai nostri pazienti. Un ultimo capitolo importante di chirurgia ricostruttiva è la collaborazione con i colleghi della chirurgia plastica e ricostruttiva diretti dal professor Bassetto, con cui invece andiamo a trattare tutte quelle patologie che richiedono delle grosse demolizioni, soprattutto in esiti di traumi importanti ad alta energia degli arti inferiori e superiori e negli esiti e nel trattamento delle patologie infettive. Le patologie infettive dell'osso
sono patologie altamente invalidanti e il trattamento deve essere sempre condotto in collaborazione con i colleghi della chirurgia plastica e ricostruttiva.